Mi sembra ridicolo però. Ridicolo. Suggerisci buono. Chi vuole che ne sappia io se dalla Francia non ci mandano più nulla se non questo pirandello? Allora, ridicolo, che cosa vuoi che faccia io se dalla Francia non ci portano più che questo pirandello? Che chi l'intende è bravo, e che non capisce niente né il pubblico, né gli attori, né la critica. E chi non capisce niente né il pubblico, né gli attori, né la critica. Adesso li chiamo tutti! Ma poi li facciamo dopo, ma vediamo a Gennaro e Nino. Allora, vediamo Gennaro, tu suggerisci un sì, ricordo niente. Allora, ridicoli, allora, quindi voi avete Non ci sono né cappelli né uova. No, e neanche il grembiule. La Però... con due mestoli, ci stanno Ma per i mestoli possiamo usare questi? Sì, ecco sì. qua, uno sbatte qua, nato sbatte nata parte, pigliata una Diceva Stefania, imbattere nelle mani, com'era la cosa? Come dovete allora sbattere? Stefania vi dirà come dovete sbattere queste uova, perché questo è un atto simbolico. Come l'atto simbolico? Che sì. È un atto simbolico. Perché non abbiamo le uova. Non ci abbiamo le uova, noi simboleggiamo, sbattiamo le uova però, sbattiamo le uova. Anche se solo l'uovo con una certa energia. Sonorizziamo un la po'. voce, fate Con il la rumore voce. delle uova Allora, magari, no? Questo è il cavallo, le uova sono un po' com'è? Donatella, io adesso tu dici, Io dico. sì signore, dovete sbattere uva anche il per guscio. levare. Sì signore, non dovete sbattere soltanto l'uovo, pure il guscio. Vale a dire la forma della ragione. Allora non dovete sbattere soltanto l'uovo, ma anche il guscio. Senza vale a dire la forma. Senza il della pieno ragione. dell'istinto. Come? Senza il pieno Cioè dell'istinto. loro sbattono la forma della ragione senza il pieno Perché è dell'istinto. cieco. Quindi fanno solo il bianco, Sì. senza il rosso. Lei è la ragione. Chi lei? Lei vicino a Nino. Una femmina, lei. Sì. Lei do del lei. È lei, do del direi lei. di lei. Allora, signor Leone Gala. lei è la ragione. Mi ascolta. No, è Faccia attenzione a quello che io il dico. problema con la lingua. Lei Dai, continua è per la ascolto. ragione. E sua moglie l'istinto. E sua moglie, Cinzia, l'istinto, Il che è gioco delle parti un assegnate. gioco delle parti assegnato. Per cui lei rappresenta la sua parte e volutamente il fantoccio di se stesso. Per cui lei rappresenta la sua parte e volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito? Ha capito o no? No. Non ha capito. Tu sei un fantoccio di te stesso, sei un guscio l'uovo, perché praticamente l'istinto cieco, cioè il rosso dell'uovo, è Cinzia fa l'istinto Il cieco. bianco? Io sono riprendi l'istinto cieco così. No, ma non cieco. Però sono te, da copione, tu dici io nemmeno ho capito niente. Più contenuto. Un istinto cieco. Vai, Anto, vai. Donate, però... Allora io vorrei vedere questo istinto cieco dietro il guscio vuoto. Cinzia, alzati, apri gli occhi, sono cari. Ma fa sempre che mi sbatte. Vai dietro. Allora, qua abbiamo. Riprendi questa simbologia. Il guscio vuoto con l'istinto cieco. Nino adesso dice io non ho capito. Tu mo dici da personaggio, dei 6 personaggi in cerca d'autore, io non ho capito. Donate, tu dici io nemmeno. Io manco. Andiamo comunque avanti. Comunque andiamo alla comunque fine avanti vedremo. perché alla fine poi vedremo. Adesso Luto deve fare più rumore. E allora adesso davanti alla telecamera noi facciamo un attimo una bella vestizione con cappotti, acchiappate i cappotti, non staccato la telecamera. Ripartite. Un po' piccolo, non si chiude, fa niente. Va bene questo? Allora noi adesso ci sei? Simboleggiamo, diciamo, io sono la compagnia degli attori, noi in questa compagnia di teatro arrivano questi 6 personaggi in cerca d'autore, noi forse siamo più di 6, ma cerchiamo un autore e arriviamo a teatro. Ci vuoi prendere da dietro o da davanti? Io tengo le ciabattine, ma non fa niente. Mettiamoci prima tutti di dietro. Di qua ragazzi, dove andate? Di qua. Prepariamoci. Fermi. Tableau vivant. Adesso tableau vivant de davanti. Abbiamo fatto un fatto. 6 personaggi in cerca d'autore. Vedo sul rapporto numero 3. Va bene, Pure a me mi piace.
bene uno. Ok.